Ferrara, il 45enne accusato di aver stuprato l'11enne di Mestre e il suo legale. L'uomo si dice pentito e pronto a pagare. A Caorle una minorenne ha fatto arrestare il padre di 44 anni per lesioni e rapina nei confronti della moglie. Vedendo la madre in grave difficoltà ha chiamato il 112 e chiesto aiuto ai carabinieri. Domani mattina dalle 10 davanti al Ponte della Costituzione a Venezia, corteo acqueo per chiedere la liberazione di Alberto Trentini, il cooperante del Lido detenuto in Venezuela da novembre. Contro l'ampliamento del Parco San Giuliano a Mestre, comitati e cittadini pronti con un ricorso al Consiglio di Stato e una nuova petizione. Mestre non è la discarica di Venezia, dicono. Cerimonia di premiazione a Ca' Giustinian della 19ª esposizione internazionale di architettura della Biennale di Venezia, menzione speciale al Vaticano. Stasera alle 21 lo speciale Alpini con racconto in diretta dai nostri inviati e domani dalle 7:30 e per tutto il giorno lo sfilamento delle penne nere fino al passaggio della Stecca. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali e dunque lo avete sentito, c'è stato il primo incontro in carcere a Gorizia tra il 45enne che è accusato di aver usato violenza nei confronti di una bambina di appena 11 anni a Mestre e il suo avvocato. L'uomo si dice pentito e pronto a pagare. Sul fatto di Venezia, di Mestre, assolutamente si assume le sue responsabilità in udienza, si è pentito tantissimo, dice che non riesce a dormire, pensa continuamente a questo fatto che è avvenuto e mi ha chiesto di chiedere aiuto anche alle educatrici per davvero svolgere un percorso rieducativo che un giorno molto più in là possa far sì che possa rientrare davvero nella società. Si è svolto il primo colloquio nel carcere di Gorizia tra Massimiliano Mulas, il 45enne arrestato lo scorso 10 aprile per aver stuprato un undicenne di Mestre, e il suo avvocato che fino ad oggi l'aveva sentito solo telefonicamente. Il 45enne è cosciente di ciò che ha fatto, si dice pentito e intenzionato a pagare e chiedere perdono alla piccola vittima e alla sua famiglia. Si pente amaramente di tutto quello che è successo e si assume la piena responsabilità. Mentre Mulas resta nel carcere di Gorizia, il suo legale attenderà la chiusura delle indagini preliminari per decidere la strategia difensiva. Richiederemo il rito abbreviato, verificheremo anche, questo ne abbiamo discusso, se sia possibile chiedere una perizia psichiatrica su dei disturbi di borderline di cui lui soffriva fin dal 2015 e chiederò quindi degli atti e dei certificati all'ospedale di Perugia come lui mi stava già richiedendo. Aveva dei forti disturbi della personalità, tra cui borderline, che sono stati trascurati poi nel tempo, non sono stati curati e quindi proprio per quello si è verificato purtroppo questo fatto, che non è stato un fatto, lo voglio precisare, premeditato, ma è stato un fatto proprio isolato che si è verificato. Adesso vedremo se effettivamente a causa dei disturbi psichiatrici di cui dice di soffrire, insomma. E ora il caso salito anche alle cronache nazionali dello stalker 19enne che è stato ricoverato nel reparto di psichiatria di Ferrara e dall'ospedale dove lo ha portato il padre ha promesso: non proverò più a contattare nessuno di loro, voglio lasciare tutti in pace, soffro di un disturbo bipolare, ha detto ancora, e in quei momenti non ero in me, non mi sto giustificando e sono pronto ad assumermi le responsabilità dei miei comportamenti, mi sono reso conto che avrei potuto fare di tutto e ho deciso di chiedere aiuto. E in merito al post in cui inneggiava Filippo Turetta ha aggiunto: quando ho scritto quelle frasi ero fuori di me, so che il padre di Giulia, Gino, ha espresso la volontà di incontrarmi, ne sarei molto felice, vorrei poter parlare con lui, scusarmi, spiegarmi. E poi c'è il fatto di oggi di Caorle, la notizia resa nota oggi: una minorenne ha fatto arrestare il padre di 44 anni per lesioni e rapina nei confronti della moglie. Rapina, lesioni e violazione di domicilio verso la donna da cui si sta separando. Sono le accuse nei confronti di un 44enne di origine straniera, residente a Caorle, arrestato dai carabinieri di Portogruaro nelle scorse settimane su segnalazione della figlia minorenne dell'uomo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, poco prima del loro intervento, il 44enne era già entrato nell'abitazione della donna e al termine di un litigio l'avrebbe aggredita fisicamente sottraendole con la forza il passaporto e 2 cellulari prima
prima di essere allontanato. Non contento, si sarebbe ripresentato nelle ore successive, pretendendo di entrare nuovamente in casa. I carabinieri giunti sul posto, infatti, l'hanno sorpreso mentre colpiva con veemenza il portone del condominio. Una volta ricostruito il quadro complessivo e rilevati gli indizi di colpevolezza, l'hanno arrestato. Nell'udienza di convalida, il giudice ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico presso la propria residenza. Un episodio non circoscritto, quello dello scorso 15 aprile. Più volte in passato il 44enne si sarebbe reso protagonista di condotte violente e moleste mai denunciate dalla donna. Venezia e i veneziani hanno bisogno di tante opere, ma di certo non di una nuova maxi moschea. Ad affermarlo è il capogruppo della Lega, Liga Veneta in Consiglio regionale, Alberto Villanova. Una Mecca in centro a Mestre prosegue, è una cosa a cui opporsi. Chi c'è dietro a questa operazione religiosa e immobiliare, si domanda. Non può certo bastare una raccolta fondi tra fedeli per finanziare un'opera faraonica che costerebbe diversi milioni di euro. E quindi chi è il finanziatore? La Lega si opporrà in ogni sede, anche fosse l'unica forza politica a farlo fino alla fine, così Villanova. Domani mattina corteo acqueo a Venezia per chiedere la liberazione di Alberto Trentini, il cooperante 45enne originario del Lido di Venezia, detenuto in Venezuela dal 15 novembre scorso. Il programma prevede il ritrovo di tutte le imbarcazioni a remi dalle 10 davanti al Ponte della Costituzione di Calatrava e in fondamenta a Santa Chiara. Alle 10:30 la partenza, poi alle 11 l'arrivo davanti alla Salute con alzaremi in segno di solidarietà e vicinanza alla famiglia di Alberto. L'iniziativa ha il sostegno del Comune, sono invitate a partecipare tutte le remiere e i cittadini con una barca a remi. No all'ampliamento del Parco San Giuliano come votato in giunta, lo prevede la legge regionale. Palav, pronti un ricorso al Consiglio di Stato e una nuova petizione, così la voce dei comitati cittadini con gli amici del parco. Giù le mani dal Parco San Giuliano a Mestre, no al suo ampliamento insieme a quello dell'albergo, con la realizzazione di nuovi parcheggi e nuove opere, tra le quali una nuova piazza, un teatro verde e la spiaggia di Mestre. Così comitati, associazioni e cittadini del territorio pronti a presentare un nuovo ricorso, stavolta al Consiglio di Stato, dopo la bocciatura del TAR che non ha tenuto conto, dicono, di un elemento fondamentale, ovvero la legge regionale per la laguna, in breve il PALAV, che prevede la totale inedificabilità in quella zona, e questo viene completamente dimenticato, incredibilmente, dal TAR, che dovrebbe applicare questa legge prima di tutto, prima di tutti i piani, anche i piani del comune, ma soprattutto la legge regionale che sta sopra e non si può modificare. Per questo la voce del no all'ampliamento del Parco San Giuliano si è data appuntamento al dibattito pubblico in un tutto esaurito Teatro Colbe, dove si è ribadito qual è il vero futuro del parco. È la realizzazione di un parco urbano. Non prevedono la realizzazione di uno sviluppo edilizio con un polo logistico, produttivo e per giunta un terminal turistico. Questo è riportare all'interno del parco, sulla gronda lagunare, elementi di degrado che sappiamo bene, inquinamento, moto ondoso, e soprattutto sottrae 10 ettari al parco. Per questo è iniziata una raccolta firme, estesa anche per i prossimi giorni, con bancarelle sparse tra le piazze e il mercato bisettimanale della città, per la petizione con cui si chiede al Consiglio Comunale la bonifica e il completamento dei lavori dei previsti 27 ettari del parco del vecchio progetto. È evidente che ci siano degli interessi pubblici, interessi a tutelare i territori, interessi a far sì che un parco come quello del San Giuliano abbia la possibilità di fiorire ancor più di quanto è vissuto e attraversato adesso. Il progetto della Giunta Brugnaro con l'ampliamento del Parco San Giuliano torna all'idea di Mestre come discarica di Venezia. Parole dure queste di Alessio Vianello, noto professionista mestrino, che interviene a gamba tesa contro Caffarsetti. Qui di fondo c'è un'idea diversa dello sviluppo di Mestre. Chi difende il parco e chi lavora per il parco ha un'idea di Mestre, di una grande città europea che si affaccia all'acqua e che ha trovato nel Parco di San Giuliano, che è un progetto che risale agli anni 90, il punto di cerniera tra una Mestre che guarda la laguna e la città di Venezia. Dall'altra c'è
un progetto, diversi progetti che in realtà distruggono il progetto iniziale così ambizioso del Parco di San Giuliano, ma soprattutto tornano a un'idea di Mestre come discarica della città. Cambiamo scenario, parliamo del mercato bisettimanale di Mestre, bancarelle spostate per i prossimi mesi per i cantieri al Parco Ponci. Mercato bisettimanale San Michele, cantieri in corso, trasferita infatti fino ai prossimi 6 mesi una parte dell'area per lasciare posto ai lavori al Parco Ponci, con i banchetti ricollocati tra le vie San Pio X, San Rocco ed Einaudi, ovvero in pieno centro, a ridosso di Piazza Ferretto. È una sperimentazione anche che facciamo man mano, vedendo se effettivamente la nuova collocazione funziona, ma insomma le prime sensazioni sono sicuramente positive. I commercianti, non solo gli ambulanti che portano il mercato, ma anche i negozi che si affiancano, erano veramente felici perché stiamo portando diciamo, le persone a fare una passeggiata tra i banchi, sfruttando anche una zona che effettivamente non era più di così alto passaggio, e quindi stiamo rimettendo, diciamo, in sesto anche questi commercianti. Al termine dei lavori non è escluso la nuova collocazione delle bancarelle possa diventare anche definitiva. Dipenderà ovviamente dal responso delle vendite ottenuto nell'arco di questo tempo, così nel confronto che si terrà con i commercianti. E ragionare con loro se rimanere in questa situazione o ritornare appunto a come era prima. Già raccolte 200 firme intanto per chiedere al Comune di far riaprire la ludoteca per bambini di via Garibaldi. Chiusa temporaneamente per lavori di ristrutturazione edilizia nel 2022, la ludoteca La Luna nel Pozzo, servizio pubblico del Comune di Venezia, aperto a tutti i bambini da 0 a 99 anni, come si legge ancora nella sua pagina Facebook, non riaprirà. O meglio, dopo un paio d'anni di silenzio, raccontano le mamme, i locali in fondamento a San Joaquin, ad un passo da via Garibaldi, hanno riaperto adesso come padiglione della Città del Vaticano alla Biennale di Architettura. C'è stato tolto uno spazio che era dedicato ai nostri figli, dove si facevano chiaramente vari laboratori, varie attività, era un posto di aggregazione. Era uno spazio di incontro, di aggregazione, dove non c'erano solo le mamme, ma c'erano tantissimi nonni anche. Uno spazio di un'amministrazione pubblica non può essere dato senza dire nulla a nessuno e senza interpellare i cittadini che potevano usufruire di questo spazio in diversi modi oltretutto. Allo slogan "Restituite la ludoteca ai bambini" è cominciata una raccolta firme, anche allo scopo di sensibilizzare la città sulla fine di un servizio che al momento della chiusura veniva frequentato da una 70ina di famiglie. Noi mamme non ce l'abbiamo né con la Biennale né chiaramente con la Santa Sede, ma appunto abbiamo bisogno che sia ripristinato questo servizio che per noi era molto utile. Vedo i genitori che non sanno dove andare. Insomma, questo è un po' un problema per tutti. Al mattino i genitori lavorano e i bambini li portavano qua. La denuncia che parte da Castello in realtà è ancora più ampia della chiusura della ludoteca. È la denuncia di una città in cui vivere diventa ogni giorno più difficile per 1000 motivi ampiamente dibattuti da anni, cui si deve aggiungere la progressiva riduzione dei servizi ai cittadini. A Castello in poco tempo sono già state raccolte 200 firme. Nella petizione si chiede la restituzione dello spazio che è stato dato alla Santa Sede. Nel caso la restituzione non venisse, come è probabile, no? Accordata, che ci fosse, che il Comune trovasse, l'amministrazione trovasse un'alternativa a quello che veniva fatto in questo spazio. È morta a 57 anni Koyo Kouwo, nominata a dicembre prima curatrice africana della Biennale d'Arte. La Biennale di Venezia, si legge in una nota, prende con sgomento la notizia dell'improvvisa e prematura scomparsa di Koyo Kouwo. La sua morte, aggiunge l'ente culturale, lascia un vuoto immenso nel mondo dell'arte contemporanea e nella comunità internazionale di artisti, curatori e studiosi che hanno apprezzato il suo straordinario impegno intellettuale e umano. Cerimonia di premiazione a Ca' Justinian della 19ª esposizione internazionale di architettura della Biennale di Venezia, menzione speciale al Vaticano.
Numeri già in crescita rispetto all'edizione 2023, la 19ª esposizione internazionale di architettura della Biennale di Venezia apre al pubblico fino al 23 novembre. La giuria ha assegnato, tra gli altri premi, il Leone d'Oro per la migliore partecipazione nazionale al Regno del Bahrain e una menzione speciale al Padiglione Vaticano. Artefici di questi successi il mestrino Andrea Faraguna per il Bahrain e Giovanna Zabotti, co-curatrice del Padiglione Vaticano. Nella sala delle colonne, tra gli ospiti in prima fila, numerose autorità e il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Ancora non ci credo, mi serviranno alcuni giorni per elaborare la notizia. Com'è stato lavorare? Il tema era il surriscaldamento globale e specificamente in Bahrain, nella regione del Golfo. Abbiamo presentato un sistema di raffrescamento per spazi pubblici che può essere implementato in un contesto urbano ma anche ad esempio in cantieri dove i lavoratori lavorano a temperature altissime. C'è da pensare che in Bahrain estate si raggiungono i 49 gradi. Il Cardinale Tolentino volesse portarci un'educazione allo stare insieme e che abbiamo capito man mano e senza nessuna forzatura, però essendo veramente molto diverse e avendo punti di vista completamente diversi siamo riusciti a fare sintesi ma a volerci bene. Perciò secondo me questo è un piccolo miracolo. Qual è il messaggio che avete portato all'interno del Padiglione Vaticano? Opera aperta è il titolo ed è già il programma, è un cantiere di comunità. La mostra, diretta da Carlo Ratti, si apre e continua nel segno di Italo Rota, Leone d'Oro postumo alla carriera. Questa avventura della Biennale è iniziata con Italo 1 anno e mezzo fa, purtroppo Italo ci ha lasciato, non è più con noi, però in qualche modo la sua eredità continua e continua in modi diversi, continua con l'ispirazione, col suo ultimo libro che ci ha ispirati a una selezione di progetti. L'edizione del 2023 registra nei primi 2 giorni 12.947 visitatori, l'edizione del 2025 nei primi 2 giorni di preapertura registra 17.584 presenze. E ora nell'isola di San Giorgio a Venezia, dove si tenne uno dei conclavi fuori Roma per eleggere il Papa della Chiesa Cattolica. Qui ancora oggi sono presenti i monaci benedettini. Anche a Venezia alcuni secoli fa si tenne un conclave. I cardinali arrivarono da Roma e decisero di giungere nell'isola di San Giorgio Maggiore, in mezzo alla laguna davanti a San Marco, considerata sede ideale proprio perché poteva dare alloggio agli altri prelati e isolarli dal resto del mondo. I cardinali a Roma decisero di tenere il conclave, ma a Venezia, sotto la protezione dell'impero austriaco, e proprio sull'isola di San Giorgio, al primo piano del monastero, c'è la cosiddetta Sala del Conclave, dove c'è un coro ligneo del 1400 con ancora indicati tutti i nomi dei cardinali nei posti che avevano occupato. Così il conclave ebbe inizio appunto il 1° dicembre del 1799 e si concluse il 14 marzo del 1800 con l'elezione del cardinale Barnaba Chiaramonti. I monaci benedettini sono qui da oltre 1000 anni e dipendono oggi dall'abbazia di Praglia. Ci accompagnano in questo viaggio nel tempo padre Paolo Maria Censori e l'abate emerito padre Norberto Villa. Dal lato di fondazione del 982 che appunto attraverso dove si stabiliva il rapporto tra Venezia e la comunità benedettina, tra il doge che donava l'isola di San Giorgio alla comunità benedettina per edificare un monastero. Ecco. A San Giorgio sono ancora tanti i segni che ricordano e raccontano quel conclave memorabile. Papa Pio VII, per ringraziare la comunità, volle donare una serie completa di candelabri grandi e piccoli molto preziosi che sono stati restaurati recentemente. Ecco, e poi abbiamo il documento di tutta la cerimonia di incoronazione del Papa che ha avuto luogo sempre qui a San Giorgio, proprio nella nostra basilica. A Mestre invece grande partecipazione di pubblico per la presentazione del libro del professor Gianfranco Perulli, Urbanistica, bene comune. Professor Perulli, urbanistica, bene comune. Quando l'urbanistica e perché deve diventare bene comune?
perché riguarda tutti i cittadini, riguarda la popolazione di un comune, di un'area, di un territorio. La collettività protagonista nei processi e sviluppi urbanistici anche grazie alla conoscenza di norme e leggi per sanatorie e contro abusi, in estrema sintesi tra i temi affrontati dall'avvocato nonché docente universitario veneziano Gianfranco Perulli nel suo ultimo libro Urbanistica, bene comune, Supernova Edizioni, dove il cittadino viene considerato come utente attivo nella vita di comunità. Il bene comune, perché il bene comune è qualche cosa di pubblico che però è di tutti. Ogni cittadino si renda conto che al di là della sua proprietà privata esiste una proprietà pubblica, una proprietà demaniale, una proprietà del comune, degli enti pubblici che è di tutti e sulla quale ovviamente la comunità deve esprimersi, può esprimersi nelle forme che il nostro ordinamento consente. 3.000 in totale gli appartamenti comunali pubblici chiusi e murati tra Venezia e terraferma a fronte di altrettante maggiori situazioni anche di grave emergenza abitativa. Che fare? Volta per volta nelle situazioni di un certo tipo si possono creare dei ricorsi anche al giudice amministrativo, al TAR, al Consiglio di Stato per tutelare posizioni appunto della collettività. La presentazione del libro a Mestre nella serata organizzata da Maria Laura Faccini racconta della progettualità richiesta dalla sua amata città. Questa Mestre potrebbe diventare molto perché ha tantissime possibilità ed è abitata da tantissime persone per bene che ogni giorno operano per il bene collettivo. Questa sera alle 21 vi ricordo lo speciale Alpini, fino alle 23 racconteremo le emozioni dell'ultima serata di Biella con il concerto del coro Ottetto dell'Anna di Treviso e le voci dei tantissimi alpini veneti alla adunata nazionale delle Penne Nere. Domani naturalmente la giornata clou diretta dalle 7:30 del mattino e per tutto il giorno il racconto dello sfilamento delle Penne Nere fino al passaggio della Stecca. Come sempre potrete inviare i vostri messaggi in diretta. Era l'ultima notizia per questa sera, io vi ringrazio per essere stati con noi, tra poco le previsioni del tempo, a seguire come sempre l'edizione di Treviso. Arrivederci.